Stasera puntiamo su un nome molto importante, Gianluigi Secco, Bellumat, che tra l'altro rientra da una lunga malattia, e l'ultima volta era stato proprio qua alla prima edizione e poi ha avuto il problema del solito, l'ha avuto proprio subito dopo, e so che prima di questa sera ha fatto una serata 2 nel Bellunese, Sospirolo, così, insomma un bel evento, insomma, avere Gianni Secco qua stasera insieme a uno dei musicisti che hanno preso in mano tutto il nuovo repertorio che ha costruito, che ha realizzato in questi anni, ecco. Domani invece abbiamo il pomeriggio in Colorison il dialetto, pitturiamo il dialetto sperando di avere qua dei ragazzi, nonostante le temperature che ci sono in questi giorni. Ci saranno 5-6 pittori che faranno una piccola mostra, però saranno a disposizione dei ragazzi ad insegnare le tecniche, ad aiutare a dipingere o a far vedere come dipingono, insomma così. Nel contempo ci saranno una decina di giochi, li chiamiamo i giochi di una volta, ma in realtà non sono i giochi di una volta, sono giochi che non sono elettrici, che non sono meccanizzati, sono tutti giochi di legno fatti dal nostro presidente Marco, che lo sta passando in questo momento, e li mettiamo a disposizione dei ragazzini che vogliono giocare, ecco. Naturalmente abbiamo anche una bettola, arrivo dopo all'ultima parte, una bettola con prodotti locali, soppressa del Casala, Sacol del Casala, formaggi, mortadella, vabbè di Bologna però mortadella, facciamo le cose proprio caserecce, ecco così. E alla sera alle 8:30 ci sarà il nostro amico, possiamo chiamarlo perché viene da sempre, il professore, il dottor Tomasi Giovanni, che è un linguista, esperto dei dialetti, soprattutto del vittoriese, ma di tutta la pedemontana, e farà una serata sui miti delle Prealpi trevigiane, che è l'ultimo libro che ha realizzato, insomma, ecco così. Giochi di una volta, dialetti per 7 anni, diciamo che è uno sforzo per mantenere la memoria. Certo, senz'altro per mantenere la memoria, il ricordo e la memoria, e appunto io dico sempre, non è neanche per non dimenticare, soprattutto per poter ricordare, che non so se forse sto dicendo la stessa cosa, ma perché io sono convinto di non dire la stessa cosa, perché poter ricordare una cosa, cioè non dimenticare una cosa è una cosa, poterla anche ricordare è diverso secondo me, noi cerchiamo di poter ricordare. Volenti o nolenti siamo ancora dialettofoni, cioè, io vedo anche i ragazzini che quando erano piccoli parlavano italiano, quando diventano grandi tra di loro riprendono a parlare il dialetto con gusto, con una passione che così è. Qua dietro prima ci raccontavi un po' la storia, ad esempio, di questo edificio, che è una parte di tutto il borgo. Sì, questo cortile e l'altro di là sono veramente quello che noi chiamiamo Via Francia, perché quelli che sono nati qua, anch'io, oltre quell'angolo e oltre l'altro, purché la strada è sempre Via Conti, non è la Francia, la vera Francia sono i 2 cortili. Secondo il professor Gigi Ghizzo, che è lo storico locale, in questi edifici, che però erano più bassi, questi e quelli di là, a metà del 1100, quando i frati benedettini dell'abbazia di Vidor hanno realizzato la bonifica dei paludi del quartiere del Piave, per non tornare ogni sera all'abbazia di Vidor, per non rientrare ogni sera, si fermavano qua, almeno secondo quello che dice il professor Ghizzo. E difatti su questa casetta qua, questo è il retro, sono stati trovati
sotto gli intonaci, sotto i pavimenti sono state trovate scritte in latino, è stato trovato un altarino, penso che sia verosimile, insomma. Quindi manteniamo i giochi, manteniamo i dialetti, manteniamo anche i posti. Manteniamo tutto, l'importante c'è, l'impegno c'è, bisogna anche avere un po' di riscontro delle persone che vengono a vedere quello che proponiamo, perché al di là del primo anno, il secondo anno, che tutto il paese, qualsiasi cosa si proponeva, venivano fuori tutti a vedere cosa si faceva, cortili pieni, tutti soddisfatti. Dopo pian pianino noi praticamente abbiamo i nostri 4-5 appassionati per paese, e riuscire a portare qua 100-120 persone per noi è un grosso risultato, anche perché non è che proponiamo lo spiedo, cioè, abbiamo avuto ancora gente che viene qua e ci dice cosa c'è da mangiare, pane e formai, e vanno via. Purtroppo così le risto pro loco imperano.